Buongiorno, Focus Bollettino Colture Erbacee aggiornamento. Nell'ultima puntata del Focus abbiamo visto come questo periodo, subito dopo i raccolti, sia adatto per verificare se effettivamente nei nostri terreni ci sono popolazioni di larve, di elatteridi o di altri insetti del suolo che possono danneggiare le culture suscettibili come il mais, il girasole o altre. Lo facciamo dove ci sono fattori di rischio. Abbiamo visto terreni torbosi con molta sostanza organica superiore al 5%, dove prima ci sono stati dei prati o ci sono state doppie culture, terreni in cui lo scolo dell'acqua non è ottimale, come le zone con ancora i cavini. Tutte queste zone dove ci sono fattori di rischio, la probabilità di un attacco è più elevato, pur sempre bassa, e quindi è opportuno andare a vedere se ci sono popolazioni in grado di fare danno. Una forma sintetica per verificare le zone dove c'è rischio è questa trappola, la trappola YATRO-LEF, che è un brevetto nostrano che consente di verificare le popolazioni di adulti e, in base al numero di adulti delle specie principali, Agriotes brevis, Agriotes sordidus, Agriotes litigiosus, Agriotes ustulatus, è possibile stabilire se in un'area c'è un rischio di danno più elevato nell'anno successivo. Normalmente questo rischio è basso, ma se le catture sono alte si può andare a vedere se effettivamente questo rischio maggiore in una certa zona ha comportato la presenza di molte larve e quindi se è necessario fare qualcosa nell'annata successiva. Queste trappole, che sono innescate con dei feromoni sessuali, funzionano molto bene, possono catturare anche migliaia di adulti qualora le popolazioni siano molto elevate, e quindi costituiscono un pratico sistema, poche ore all'anno, per capire se è necessario porre in campo le larve per trappole, se è necessario preoccuparsi oppure è possibile continuare a non utilizzare insetticidi del terreno. Ulteriori istruzioni nei bollettini e nelle prossime puntate del Focus Bollettino Colture Erbacee.